progetto Cambio Gioco è un progetto pluriennale finanziato con fondi del Ministero della Salute e approvato dalla Regione Veneto. La nostra progettualità prevede azioni che implementino azioni di contrasto per la diffusione del gioco d'azzardo nel territorio dell'UR6 Euganea. In particolare, il tentativo è quello di implementare le azioni di sinergia tra il servizio pubblico e il territorio, in modo tale da poter agire su 4 aree specifiche: l'area della governance, della prevenzione, cura, riabilitazione e ricerca. Purtroppo il problema del gioco d'azzardo è molto diffuso in Veneto e la quota di persone che si rivolgono ai servizi è ancora troppo bassa. Si stima che ogni 10 giocatori solamente uno chieda aiuto ai servizi specialistici. Che cosa possiamo fare allora per poter avvicinare le persone con questo tipo di problema ai nostri servizi? Ci è parso subito chiaro che ci fosse bisogno di azioni di prevenzione e di conoscenza di tutte le attività che potevano aiutare i giocatori a rivolgersi ai servizi. Ecco allora che tramite il progetto abbiamo implementato delle azioni di prevenzione su popolazioni target, ossia popolazioni più sensibili e fragili come donne, anziani e giovani. Infine, il progetto prevede 2 importanti aree di ricerca e innovazione tecnologica. Il primo è uno studio attraverso l'intelligenza artificiale di riconoscimento precoce dei giocatori. L'altro, invece, utilizza la stimolazione magnetica transcranica ripetitiva per la cura e la riduzione del craving dei giocatori patologici.